crescente ricorso al global power e il ritorno dei dati sulle strategie di crescita delle imprese. Quali impatti ci saranno per il nostro sistema economico e sociale? Per analizzare questi cambiamenti, i più autorevoli economisti, imprenditori e osservatori delle dinamiche globali sono qui con noi al Festival per offrire il loro punto di vista e aiutarci a comprendere gli scenari che ci attendono. Sarà questo il filo conduttore di Credito Città Impresa, che approfondirà nello specifico l'evoluzione delle strategie aziendali di fronte a un contesto in trasformazione. Con esperti, imprenditori e figure istituzionali si discuterà di geopolitica, economia, dazi e confini, con focus su opportunità e rischi nei mercati emergenti e nelle filiere produttive. Il programma ospiterà inoltre la prima fase del premio letteratura d'impresa. All'esterno delle sale, infine, troverete tutte le pubblicazioni degli autori del festival. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, lasciatemi ringraziare, a nome dei promotori del festival, il main partner per il sostegno alla manifestazione. Ringraziamo anche i partner, i supporter e il contributo, che hanno collaborato con noi alla realizzazione di questa edizione. Infine, ringraziamo anche i partner tecnici del festival. Un'ultima nota. Ricordatevi anche di controllare il programma aggiornato degli eventi sul sito Festival Città Impresa. Buon ascolto e buon festival! Buongiorno, non sono Silvia Zanella. Silvia Zanella adesso arriva, se attendete solo un secondo che così cominciamo. Ecco, in ogni caso vi intrattengo, intanto diciamo c'è stato un piccolo disguido, erano finite in un'altra sala e quindi stanno arrivando sia appunto Silvia Zanella che Sonia Malaspina, che appunto discuteranno. Sonia Malaspina è diciamo il capo della comunicazione e della sostenibilità di Danone, un marchio che conoscete tutti quanti. E oggi siamo qua per discutere questo libro, Basta lavorare così, di appunto Silvia Zanella, come trovare un equilibrio felice tra vita e lavoro. Molti di voi, anzi faccio un test, quanti di voi giovani, diciamo, che siete qui, hanno già avuto un'esperienza lavorativa di qualsiasi tipo? 1, 2, 3. E avete quanti anni? 17. Solo 3 che hanno già avuto un'esperienza, ma babysitter, ripetizioni, bar, camerieri, commesse, no, soltanto 3. Ecco, vedete, questa è una cosa di cui parleremo oggi, perché per esempio quelli della mia generazione, cioè quindi circa di 4 secoli fa, intorno al 1600-1700, a 17 anni avevano già cominciato, diciamo, a fare esperienze di lavoro significative, cioè 3 mesi d'estate, qualche sabato e domenica in qualche ristorante, oppure stagioni estive in alberghi e così via. Questo vi dà già il senso di, appunto, come è cambiato il lavoro in questi anni. Eccole che sono arrivate, o no? No, ecco, non è la nostra relatrice, da lontano con la luce non vedevo. Di com'è cambiato il lavoro in questi anni. Certo, noi appartenevamo a una generazione che era uscita, diciamo, no? Erano gli anni del boom economico, le famiglie erano numerose, 3-4 figli,
e per il sostentamento familiare lavorare era una cosa assolutamente fondamentale, nel senso che come dire, non c'era la ricchezza che c'è sicuramente oggi e che permette ai genitori di mantenere molti dei figli, diciamo. È vero anche che, parlo soprattutto ai ragazzi, e mi scuserete, diciamo quelli un po' più vicini alla mia età, sicuramente voi vi trovate di fronte a una situazione che poi non è stata quella che la nostra generazione ha vissuto fino a 10 anni fa. È diventata una situazione più critica, è diventata una situazione più difficile. Si dice che le prospettive per il vostro futuro siano peggiori di quelle che abbiamo avuto noi nel nostro futuro, nel nostro passato ormai, appunto, quando pensavamo al futuro. Io diffido sempre molto da queste cose, nel senso che è vero che le cose cambiano, però tranne drammi particolari che possono purtroppo sempre accadere, siete tutti, come dire, a conoscenza del pesante conflitto che riguarda la Russia con l'Europa, e quindi diciamo la pace non è una cosa che abbiamo per diritto divino. La pace è stata una cosa conquistata e difesa negli anni scorsi con tenacia dalle generazioni precedenti alla mia, e speriamo che nessuno di voi debba trovarsi in una situazione difficile, come peraltro succede a tanti altri vostri coetanei in parti del mondo non lontane da noi. È successo nei Balcani, che sono a 300 km di distanza, alcuni anni fa, è successo appunto in Ucraina e potrebbe di nuovo succedere, però diciamo che ragionevolmente e auspicabilmente voi vi troverete di fronte, diciamo, ad affrontare un futuro che avrà tutte le complicazioni che la vita comporta sempre, ma di cui il lavoro sarà una parte essenziale. Come si affronta il lavoro in un'epoca molto diversa, anche soltanto da 5 o 10 anni fa? Il libro di Silvia Zanella racconta bene, come dire, quella fase nella quale i giovani che entravano nel mondo del lavoro erano tanti e conquistarsi un posto del lavoro era complicato. Siamo entrati in una fase che si chiama quello dell'inverno demografico, ne abbiamo discusso proprio in questa sala ieri pomeriggio, in cui i giovani sono, come dire, materia scarsa. Sono materia scarsa e quindi le aziende tendono a contenderseli, ma tendono a contendersi soprattutto i migliori. Ecco che sono arrivate, eccola, ciao Silvia, facciamo un applauso all'autrice. E a Sonia Malaspina, ciao. Ecco, e stavo intanto accennando, come dire, visto anche che approfittiamo di avere una platea di giovani, ai quali ho fatto un sondaggio, hanno 17 anni, e ho chiesto quanti di loro avevano avuto esperienze lavorative, soltanto 3 su una trentina, diciamo, e gli spiegavo la differenza tra la mia generazione, in cui a quell'età lì si era già lavorato abbondantemente. Ho accennato, diciamo, a dei contenuti del libro, intanto vi prego di giustificare la responsabilità del loro ritardo è nostra, dell'organizzazione forse, o metà e metà, diciamo, quindi erano puntuali di loro. Stavo appunto dicendo che il libro di Silvia Zanella cerca di inquadrare questa nuova fase
del lavoro, nel quale i giovani sono materia scarsa, le aziende se li contendono, ma si contendono soprattutto i migliori, e loro dovranno affrontare un mondo del lavoro completamente cambiato, nel quale pensare che valore avrà per loro il lavoro e come riusciranno a conciliare i loro progetti di vita personale piuttosto che diciamo familiare e così via, con le esigenze del mondo del lavoro. Un lavoro che sta cambiando, adesso l'arrivo dell'intelligenza artificiale rivoluzionerà anche questo mondo in maniera significativa, e il pregio di Silvia Zanella è quello di scattare una fotografia approfondita, però andando ad approfondire i vari punti critici per inquadrarli. Ultimissima premessa rapida, giusto per permettervi intanto di prendere il respiro, visto che siete arrivate di corsa. Mi è capitato di discutere dello stesso identico tema con Marco Bentivogli una settimana fa sul suo libro Licenziati i padroni, e i legami tra questo libro e quello che scrive Marco Bentivogli, anche per un'amicizia consolidata la chiamo Silvia perché la conoscevo da ragazzina quando era a Schio, prima di 100 anni, no, perché 100 anni fa, prima di diventare diciamo un'affermata manager di una grande, come dire, un grande gruppo della consulenza. Allora però, siccome siete venuti qui a ascoltare lei e mica me che ho fatto soltanto l'intrattenitore nel frattempo, Silvia, partiamo a elencare i punti fondamentali di questo libro e delle tue tesi. Poi, se mi permetterai, naturalmente, poi sentiamo le opinioni il mestiere dei giornalisti è quello di rompere un po' le scatole, e cioè di provare a farti degli appunti sulle tesi che hai esposto nel libro. Siamo qui apposta. Allora, innanzitutto grazie a tutti e a tutti anche di averci atteso, è stato un po' sulla location, quindi abbiamo dovuto fare diciamo, letteralmente la versione a 1 e cambiare destinazione, che è un po' anche quello che suggerisco di fare nel libro. Basta lavorare così nasce diciamo, da una considerazione ultra ventennale, nel senso che io ho sempre avuto il privilegio di occuparmi di lavoro e di persone, e sia in Italia che all'estero, in tante società che avevano proprio il lavoro come focus, e questo punto di osservazione privilegiato mi ha permesso di vedere quanto sia cambiata la relazione delle persone con il lavoro e soprattutto come in questi ultimi 5 anni tutta una serie di cose che già non andavano bene precedentemente sono emerse in maniera ancora più critica e ancora più massiva, e fanno sì che ci si debba, a mio avviso, fare delle domande affinché si smetta di lavorare in un certo modo, da qui il titolo. E questo smettere di lavorare in un certo modo è dettato fondamentalmente da una considerazione, ovvero che il lavoro è entrato prepotentemente negli spazi, nei tempi, nell'identità delle persone, nella loro sfera valoriale, è entrato nelle nostre case per chi fa lavoro da remoto, è entrato fortemente nella nostra identità, nella misura in cui ci sentiamo spesso, come dire, rappresentati da quello che diciamo quando qualcuno ci chiede che cosa fai. E questo sconfinamento, questo oscillare continuo fra privato e professionale presenta, per usare una parola molto in voga purtroppo in questi giorni, presenta dei dazi psicologici molto importanti, e presenta proprio anche delle difficoltà organizzative. Quindi quello che racconto nel libro sono tutta una serie di punti critici che stigmatizzo diciamo, con delle frasi che sono tu non sei il tuo lavoro, qui fuori alla fila, chi ti credi di essere, I love my job, non l'hashtag che mettiamo, oppure sono proud of, sono orgoglioso di lavorare per questa azienda. Raccontano tutta una serie di... Questa azienda è una famiglia. Siamo una grande famiglia, lei non è pagato per pensare, è pagato per lavorare. Quindi prende in considerazione varie tematiche, appunto, tu non sei il tuo lavoro, riguarda la tematica identitaria, siamo una grande famiglia, mettiamo le persone al centro, parla del fatto dei valori che non sempre sono quelli predicati, no? Poi
raramente vengono anche esercitati. Oppure appunto questa casa non è un ufficio, si tratta di parlare appunto del fatto che il lavoro si è sconfinato. E credo che sia importante capire come pendolare fra queste tante dimensioni, specialmente per chi ancora non ha cominciato e che quindi ha un mondo del lavoro completamente diverso da quello che poteva essere il nostro, e soprattutto dare delle indicazioni anche alle aziende, ai manager e ai decisori per dire occhio che quel modello lì novecentesco legato soprattutto all'industria, quindi molto meno diciamo nel caso delle competenze e all'intangibilità del digitale, non funziona. Questo è un po' il riassunto. Proprio molto, molto sintetica. Allora, parto a farti qualche domanda e poi passerei alla dottoressa Malaspina per porti un problema. Noi siamo abituati a ragionare per categorie. I giovani, poi tra i giovani c'è il giovane che studia, il giovane che non ha voglia di fare niente, il giovane che si impegna nel sociale, il giovane che pensa solo ai vestiti e così via. I giovani non esistono, secondo me, esistono tante tipologie di giovani. Il lavoro, in realtà esistono tanti tipi di lavoro. Allora, la cosa che volevo chiederti, non rischiamo di, come dire, usando categorie così generali, di non riuscire a capire determinate differenze? Te lo traduco così. Una volta una società di consulenza ha fatto un sondaggio e ha chiesto alle persone: ma tu consiglieresti di venire a lavorare in questa azienda? E mi raccontavano che la risposta che l'avevano più colpiti era: dipende. Se un giovane vuole mettersi in gioco, vuole fare un'esperienza, vuole come dire, costruire un progetto di vita intorno a questo lavoro, assolutamente sì. Se invece vuole fare quello che noi traduciamo in vecchio linguaggio, l'impiegato delle poste che timbra, assolutamente no. Allora, mi fa piacere perché io e Sonia siamo partite all'alba stamattina da Milano e abbiamo fatto un pre-conferenza, cioè abbiamo parlato un sacco stamattina e un tema era esattamente questo, no? Le raccontavo che l'editore mi ha chiesto alla fine: ok, ma tu che consiglio dai alla fine? Perché il titolo è molto pretenzioso, basta lavorare così, il sottotitolo è ancora più ambizioso, no? Come trovare non solo un equilibrio, ma per di più un equilibrio felice tra vita e lavoro. E l'editore più volte, quando finalmente stavamo per chiudere, perché è stata una gestazione abbastanza lunga, ma tu non arrivi con una soluzione. No che non arrivo con una soluzione, perché non solo non esistono i giovani, ma non esisto neanche io, cioè non esiste una Silvia che è uguale alla Silvia di 10 anni fa, che è uguale alla Silvia di 20 anni fa, che magari in questo momento ha un tema di caregiving, di stare dietro magari a mia mamma, piuttosto che quando era più piccolo mio figlio, di stare dietro a mio figlio, o che magari in questo momento mi è scoppiata una determinata passione e voglio fare quello. Quindi il tema è veramente complicato e articolato nella misura in cui abbiamo una relazione con il lavoro che cambia e si evolve a seconda di una serie di questioni private per l'appunto. Quindi magari in un certo momento, e sono assolutamente d'accordo con la risposta, io appunto lavoro con una società di consulenza, assumiamo 3.000 persone all'anno, di cui 2.500 giovani. Quando mi chiedono ma secondo te potrei farlo? E la mia risposta è sempre dipende. Perché dipende se sei nella fase di della tua vita, se ti interessa focalizzarti su questo, se hai voglia di esprimerti in questa situazione o in quest'altra. Quindi la verità è che non c'è un'unica soluzione, quello che io provo a dare sono delle coordinate, farti fare a te stesso in primis delle domande e dire ok, ma io rispetto a questo voglio mettere dei paletti oppure viceversa mi sta benissimo integrare le due dimensioni. Voglio stare a distanza oppure voglio aderire al progetto valoriale dell'azienda, no? E anche di questa differenziazione devono tenere conto le aziende, che spesso appunto hanno in mente, ah no, i pensionati non ne frega niente, ma non è vero, magari sono quelli più entusiasti, oppure viceversa, no, il ragazzo giovane sarà sicuramente uno smanettone, ma non è vero. Cioè, quindi l'idea è che tu hai davanti, ed è la cosa che mi fa innamorare del mio lavoro ogni giorno, perché anch'io non ho un rapporto distanziato a mia volta, è il fatto che tu hai a che fare con le persone, ed è questa la bellezza di avere a che fare con le persone, e io credo che in questo momento non ci sia abbastanza rispetto e considerazione delle loro esigenze.
e che se invece andassimo in una direzione di maggiore ascolto di queste esigenze ne guadagnerebbero tutti, ma in primis l'azienda. Quindi non ne faccio un discorso di bontà o di etica, ne faccio un discorso di motivazione e di produttività. Ecco, Sonia Malaspina, lei, come dire, ha esperienza in un altrettanto grande gruppo industriale globale e così via. Allora, le chiederei la prima cosa, un suo giudizio sul libro, sulle cose che ha letto, magari anche qualche spunto critico, perché non è che possiamo essere troppo buoni con Silvia. Ma le chiederei anche un attimo questo tema che lei ha posto in questo momento, e cioè è conveniente per le aziende fare in modo che chi entra in quell'azienda trovi una sua realizzazione nei fatti. E qua vedo due categorie di aziende, perché così come sono diverse le persone, sono diverse le aziende. L'azienda che fa i grandi proclami, scrive i piani ESG, si occupa di sostenibilità, lei si occupa di questo tema qua, fanno quei concorsi a pagamento che mi sembrano sempre un po' truccati, del best place to work, poi entri in quell'azienda e trovi esattamente il mondo inverso, mentre magari c'è l'aziendina del nord-est in cui c'è un matto di imprenditore che si mette in mente di costruire i telescopi spaziali e mette insieme dei giovani appassionatissimi di telescopi spaziali, e senza fare il best place to work, le politiche ESG, eccetera, 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 realizza cose grandiose con un clima di partecipazione al lavoro che è molto migliore appunto di tutti quelli che fanno i proclami. Sì, Glielo chiedo a lei perché so che sì. Danone da questo punto di vista invece, diciamo, come dire, è un grande gruppo. Ci sforziamo, Esatto. ma sempre per convenienza, come dice Silvia. Infatti adesso elaboro, no? E quindi buongiorno a tutti, io sono Sonia Malaspina, mi sono occupata per 25 anni di gestione delle persone e da un anno ho chiesto di passare alle relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità, quindi il mio focus adesso è verso l'esterno, no? In Danone, che è un'azienda, come sapete, multinazionale, che non fa solo gli yogurt, ma fa anche Alpro, che ha l'alimentazione vegetale, piuttosto che tutta una parte di alimentazione nutrizionale clinica che non vediamo, noi consumatori, ma che va soprattutto per le persone fragili e malate. Quindi la mia prospettiva, no? Leggendo il libro di Silvia, poi arrivo anche alla domanda. Allora, il libro di Silvia io penso che sia straordinario perché parla un linguaggio d'azienda, ma anche è molto accessibile, ecco, perché tante volte leggo dei testi che parlano di lavoro ma sono troppo complessi per gli addetti ai lavori e sono anche, lasciatemi dire, poco pratici, poco azionabili. Invece io penso che Silvia ha espresso in questo libro quello che un professionista a risorse umane come sono io aveva nella testa, intuiva, ma non aveva esplicitato. Invece lei l'ha messo nero su bianco perché stiamo vivendo una grandissima a livello, lo sappiamo, leggiamo sui giornali, guardiamo i social, eccetera. È un momento storico di grande complessità e che si traduce in un cambiamento epocale nelle aziende e nel mondo del lavoro. Non ci sono risposte, come dice Silvia giustamente, però ci sono strumenti come questo libro che ti aiutano a navigare nella grande incertezza e nella grande fusione che è prodotta da tanti elementi come la pandemia, come la crisi economica che e geopolitica che stiamo vivendo. Quindi noi nelle nostre aziende la cosa più difficile è proprio mettere assieme la contraddizione tra realizzare l'obiettivo economico, perché le aziende
Ragazzi, sono degli organismi che devono portare profitto, perché altrimenti andiamo nel terzo settore e si apre un altro capitolo, ma nelle aziende il discorso che conta non è la bontà, è la convenienza. Cioè questo agire conviene all'azienda, bene, andiamo avanti così. Non conviene, della serie non porta risultato, non lo si fa. Allora, il libro di Silvia è straordinario perché porta la vita all'interno dei posti di lavoro. Io ho iniziato negli anni 90 a lavorare e vi dico che ero meno fortunata di voi, perché quando entravi in azienda tu dovevi abbandonare chi eri, ok? Quindi ti dovevi vestire, c'era il dress code esattamente in un certo modo, non potevi Che esprimere. non era il dress code che porta Silvia. No, era tutti uguali, le donne in tailleur, nero, grigio, blu. Era una battuta sullo smalto. Uomini in abito, cioè quindi non c'era, questo per dirvi che c'era un'omologazione anche a livello di pensiero. Se uno aveva delle idee, degli hobby, delle passioni, non si esplicitavano nei posti di lavoro e soprattutto non si parlava di maternità o di paternità o di vita o di curare i genitori anziani. Quindi io ho vissuto quei momenti lì e vi dico, quelle aziende lì che hanno portato la produttività alla massima potenza sono tutte fallite, dal caso Enron in giù. Cioè, quando tu vai su un modello che rigetta la persona e soprattutto non fa entrare la vita nel posto di lavoro e non la valorizza, non considera, e quando parlo di vita parlo per esempio di maternità, che è il mio cavallo di battaglia, o paternità, non hai magari un obiettivo, raggiungi gli obiettivi nel breve, ma poi non si sostiene l'azienda, sono tutte crollate quelle realtà lì. E allora che cos'è che dobbiamo fare? Dovrete come manager bilanciare tra l'esigenza economica, perché l'imprenditore o il capo dell'azienda vuole portare i risultati che sono obiettivi economici, ma un bravo manager mette insieme anche l'obiettivo sociale. E l'obiettivo sociale qual è? Siamo noi, sono le persone. E quindi questa è la grande, se mi dicessero ma qual è la competenza del futuro o del presente? È questa, saper bilanciare, perché un'azienda che pensa solamente al profitto non si sostiene, ma anche un'azienda che è sbilanciata troppo sul sociale non si sostiene, perché poi non porta i risultati. Il libro di Silvia aiuta a navigare in questa grande contraddizione ed è secondo me straordinario perché è in un linguaggio super accessibile, quindi pensate alla mia settimana lavorativa che è molto, molto caotica, molto stancante, ma leggo con piacere il libro di Silvia perché mi dà degli spunti come un metodo, no, per navigare in questo ecosistema delle aziende che è complesso in questo momento storico. Ecco, Sonia, se mi permetti, appunto, faccio un complimento, mi aggiungo, diciamo, sui complimenti. La grande forza di Silvia Zanella è che ti parla di argomenti complessi con la semplicità tipica sua, no? E do come consiglio di lettura in generale: quando vedete libri che usano formule troppo complicate e troppo complesse, cominciate a diffidare, perché la realtà è molto più semplice di come viene raccontata, tranne che con gli informatici che parlano un linguaggio tutto loro e voi ditegli sì a qualsiasi cosa vi dicano, perché tanto non si capisce assolutamente nulla. Scusa la parentesi, ma c'è, come dire, tu Sonia hai fatto questo accenno alla convenienza delle aziende. Allora, le aziende sane, ne parlo perché noi facciamo questa indagine sulle 1000 migliori imprese italiane con il Corriere della Sera, sulle imprese Champion e con il gruppo NEM, facciamo altrettante iniziative di questo genere. Le imprese, quelle che funzionano, ragionano su questa logica di convenienza reciproca, nel senso che dicono: se io produco utili ho possibilità di investire e quindi di crescere.
Quindi il mio obiettivo di fare utili non è tanto per comprarmi gli yacht, ma per avere dei soldi da investire e far crescere l'azienda. Perché al pari, diciamo, degli altri, gli imprenditori che si comprano tanti yacht, diciamo, tendenzialmente dopo un po' falliscono, diciamo. Quindi torno un po' sulla domanda iniziale che ti avevo fatto. Come riuscire a distinguere quelli che proclamano nuovi modelli di vita e poi nei fatti? Per esempio c'era un periodo in cui andava di moda che se tu non avevi il calcio balillo, come si chiama adesso, diciamo in ufficio, la palestra, eccetera, eccetera, era un'impresa che non valevi niente. Poi ho visto imprese che facevano queste cose qua e che sono miseramente fallite perché la gente invece di lavorare stava lì a giocare a calcio balillo. Insomma. Ma io faccio subito un esempio concreto, no? Io vado sempre a vedere come le aziende ridistribuiscono quegli utili, perché tu devi andare a vedere, no? Per esempio nel nostro caso in Danone, noi come li abbiamo ridistribuiti nella valorizzazione della maternità e della paternità, che su una popolazione che ha un'età media di 41 anni, quindi che sta progressivamente anche invecchiando, però per noi il 70% delle persone sono caregiver nei confronti dei bimbi o dei genitori anziani. Lanciando questa policy applicata dopo 15 anni, noi abbiamo una natalità positiva. E io di quello mi vanto, dei famosi ESG, perché sennò gli ESG cosa sono? Sapete che sono le misurazioni delle aziende per l'impatto sull'ambiente, sulle persone, le comunità e sulla governance, no? Quindi bisogna essere poi concreti, andare a vedere come la tua domanda, come fai a distinguere? Dove vanno a ridistribuire questi utili? Io vado subito lì. Se sono solo proclami messi sui siti web o sulle riviste patinate, allora non va bene, perché dietro non c'è la sostanza. La sostanza è questa, cioè sulla social, che è uno degli obiettivi dove le aziende virtuose si misurano, ok, dove hai messo, dove hai ridistribuito il tuo utile? Certo che a supportare la maternità ha un costo, ma enormi benefici in termini di ingaggio delle persone, attrattività di questi talenti, che la prima domanda che ti fanno è: ma che livello di flessibilità mi dai nel mio lavoro tra vita privata e vita lavorativa? Quindi quell'investimento lì dà poi un ingaggio incredibile, io negli anni l'ho visto, e oltre mi dà un risultato economico di produttività e di resa e di motivazione delle persone che lavorano, e mi dà un risultato però socialmente rilevante, come per esempio la natalità, visto che il nostro paese sta soffrendo di un tasso di denatalità continuo e non si sosterrà se continuiamo in questa decrescita. Quindi anche le aziende, visto che proclamano, no, la responsabilità sociale, possono nel loro piccolo, e noi non siamo falliti, anzi facciamo meglio. Quindi quando poi gli imprenditori capiscono questo circolo virtuoso, entrano nel percorso, però certo che fare questo passaggio è proprio l'obiettivo, secondo me, di libri come quello di Silvia, perché ti fa vedere che conviene così, a te imprenditore, manager d'azienda, conviene gestire così le persone. Se posso aggiungere un paio di considerazioni, io di mestiere faccio quella che fa i proclami, perché di fatto il mio mestiere è da un lato far sì che le persone vengano a lavorare per la mia azienda, ma quando mi hanno proposto appunto di occuparmi di questo aspetto di comunicazione, io ho detto ok, va benissimo, grazie dell'offerta, ma mi date anche la possibilità di mettere in piedi dei programmi, perché se io li proclamo e basta, ci perdo la faccia io, e sinceramente non mi piace l'idea di perderci la faccia. E quindi tutto quello che facciamo e raccontiamo... l'azienda ti ha detto: ti diamo 10.000 euro al mese in più, basta che non fai niente e No. fai solo i proclami. No, è rimasta un po' spiazzata, però ho detto, beh, in effetti forse far seguire, anzi far anticipare al proclama la realtà dei fatti. Questo per dire che spesso e volentieri ci sono tanti proclami, ci sono un sacco di premi, bollini, etichette, eccetera. Benissimo, benissimo. Sappiate che laddove sono anche supportati dalla realtà c'è una fatica immane dietro,
Ma se volete, come dire, avere non dico la certezza, perché la certezza è come quando ti sposi, cioè finché non ci vai, innamoramento bellissimo, ma poi vai a convivere e scopri che forse russare la notte non l'avevi considerato come un tema, no? Quindi ci si può trovare benissimo, ma poi nei fatti, quando si comincia davvero a stare assieme, non è così gaudente la situazione. Quindi da un lato ci sono degli strumenti a voi molto accessibili, i canali TikTok, i canali Instagram, andateveli a vedere, cioè se l'azienda dice facciamo tante cose per il sociale e poi non ne vedete neanche una, cominciate a farvi 2 domande, facciamo 1000 cose da questo punto di vista e poi non ne vedete neanche una, così come se vedete che omettono delle cose evidentemente non hanno i conti a postissimo su quella dimensione, quindi voi che siete nativi digitali, stranativi nei digitali, è un primo check che potete fare, ma vi dirò di più. Diversamente dalle nostre generazioni, voi avete di fronte delle aziende che di fatto sono fatte di vetro, delle aziende che loro malgrado, perché non è che sono contente di questo fatto, ma sono trasparenti. Perché? Perché innanzitutto adesso devi avere infinitamente più come dire, bilanci di sostenibilità, bilanci sociali, devi dire delle cose e non puoi mentire, o se menti è una quota a parte, cioè non puoi permetterti di dire delle cose, ma soprattutto sono infinitamente più accessibili i dipendenti e gli ex dipendenti. Quindi, di nuovo, andatevi a guardare i profili LinkedIn, andate a vedere online, cominciate ad entrare in contatto con l'azienda prima di proporvi e fate il vostro check. A me interessa, mi sta bene lavorare fino alle 8 o non mi interessa timbrare, come dire, timbrare il cartellino alle 5? Benissimo. Non mi interessa, scegliamo un'altra cosa. Cioè, di nuovo, ripropongo la metafora della convivenza. Non è che tutti vanno bene per tutti. Però come dire, fate un po' di indagini. Posso farti una contestazione Certo. su questo aspetto qua? Allora, tu entri in un'azienda che è abituata, come dire, a crescere, a performare bene, a coinvolgere i dipendenti più attivi. Altri che entrano dentro e che sono oggettivamente mediocri e che quindi escono dall'azienda, poiché ognuno di noi è sempre abituato ad attribuire la responsabilità agli altri dei propri fallimenti, ti troverai magari pieno di commenti negativi che dicono quell'azienda non mi ha saputo valorizzare. Verissimo. Per cui l'andare a vedere su TikTok, Instagram, eccetera, eccetera, queste cose, forse bisogna calibrarla nel modo giusto. Hai ragione, ovviamente pesate. Cioè, come per tutto, pesate le informazioni e confrontatele, cioè non fidatevi mai di una fonte soltanto. Quindi no, hai fatto bene ad aggiungerlo, lo davo per scontato, però è chiaro che l'accessibilità, mentre prima appunto gli ambienti che citava lei erano assolutamente bui da tutti i punti di vista, cioè erano impenetrabili, tu non avevi la più pallida idea di come si potesse fare per entrare lì, anche in positivo, cioè adesso tu banalmente vedi un'offerta di lavoro e puoi contattare il recruiter, il selezionatore che l'ha, cioè è ovvio che non ti dirà mai no, non venire, però magari ti dà delle informazioni che nella descrizione del lavoro non ci sono e che invece sono interessanti. Diciamo, il mio suggerimento è non fidatevi tout court, perché chiaramente di nuovo le fonti possono essere differenti, però cominciate a capire un po' il linguaggio così da avere modo di scremare anche le come dire, potenziali valutazioni non necessariamente corrette che vi possono essere dette. Ecco, un tema che tu sollevi nel libro, ed è una domanda per entrambi, è quello del fatto che oggi nel mondo del lavoro si lavora 24 ore al giorno, perché siamo tutti collegati con i telefonini, le mail partono a qualsiasi ora, eccetera, eccetera. C'è chi, secondo me un po' ideologicamente, ha cominciato a dire no, vanno rispettati gli orari in cui si mandano le mail, ma questa cosa quanto è spinta dalle aziende e quanto invece non diventa un'opportunità per gestire con maggiore flessibilità il proprio lavoro? Faccio un esempio. C'è gente che prima delle 10 del mattino non si sveglia neanche c'è gente che si sveglia alle 4. Allora,
esattamente così come facciamo per le notizie, per tutte le cose. Noi viviamo, come dire, la tecnologia ha cambiato il mondo e ha cambiato anche il nostro approccio. Una volta tu le notizie le avevi la mattina alle 8 quando andavi in edicola a comprare il giornale. Adesso vuoi vederle alle 4 del pomeriggio, vuoi vederle alle 8 di sera, vuoi vederle a mezzanotte, vai a vedere nel momento. E così nel lavoro. Allora, quanto l'essere sempre collegati è un'opportunità e quanto invece è una cosa negativa per un corretto approccio al mondo del lavoro? Ecco, anche qui non c'è una risposta, siamo investiti univoca, secondo me, siamo investiti da una grandissima trasformazione che è il digitale, ok? Allora, secondo me l'approccio dell'azienda e del lavoratore, della persona, deve cambiare rispetto al passato, perché magari a qualcuno può considerare il lavoro come un'esperienza totalizzante, quindi io ho piacere a ricevere informazioni, a dare informazioni, a scrivere mail 24 ore. Dal mio punto di vista, che gestisco le persone, non è qualcosa di sostenibile, quindi secondo me le aziende devono fare un'opera di fiducia, da un lato, fidarsi delle persone, perché ormai è tutto così smaterializzato che non c'è più il controllo della catena di montaggio, ok? Quindi si lavora per obiettivi, quindi io ti do un obiettivo, poi se preferisci le 10 del mattino o ti arrangi, nel senso, però ci deve essere un equilibrio e lì ti devo educare io, no? Che se stai 24 ore attaccato ad un video probabilmente poi avrai il mal di schiena, la vista che va. Quindi ci deve essere alla base un rapporto tra adulti, lasciatemi dire, non c'è più l'azienda paternalistica, maternalistica, no? Che dice tu devi fare questo. Cioè io mi fido di te, ti do un obiettivo e quindi regolati tu. Poi ti do delle linee guida, perché eventualmente sullo smart working anche, no? Però non posso disciplinarlo troppo, perché sennò non c'è più la flessibilità di cui stavamo parlando, perché magari a uno va bene alle 10 del mattino. Allora, l'azienda deve trovare un bilanciamento tra quello che è l'esigenza, cioè noi abbiamo una parte di staff che deve essere in presenza, deve essere nei punti vendita, deve essere nei supermercati, cioè non è che può andare alle 2 di notte. In alcuni supermercati a Milano sono aperti 24 ore su 24, ma nella maggior parte. Quindi ci sono delle regole, ma il rapporto che io con te è un rapporto di fiducia, quindi mi fido di te, ti do degli obiettivi, portami gli obiettivi nella flessibilità normale, no? Per cui il 24 ore mi spaventa, ti dico la verità. Quindi, ed è un venirsi incontro. Non c'è, secondo me, lascio la parola adesso a Silvia, una risposta univoca, perché il rapporto col lavoro è diverso da persona a persona. C'è invece chi vuole avere, no, scusami, non mi scrivere nulla dopo le 18, dopo le 20, anche lì ognuno cambia anche a seconda della professione che fa, no? Perché se sei un amministratore delegato eventualmente devi essere sempre raggiungibile. Basta non andarle a leggere, no? Bravo, esatto, però è un'autodisciplina, come pure le carriere, voglio fare carriera, ma prendila in mano, cioè ormai le carriere sono in mano non dell'azienda cioè l'azienda mette la struttura, ok? Ma sei tu che devi dire ok, io voglio arrivare in quella posizione lì, devo fare questo training, cioè mi devo informare, devo chiedere, come dice Silvia, ci sono tantissimi modi per informarsi anche su LinkedIn, vai a vedere, vai a chiedere. Quindi com'è che ti posso dire, le persone sono più responsabilizzate in questo universo qua, perché non c'è più quel rapporto dove l'azienda mi dice tutto quello che devo fare e io lo faccio. Ma voi trovate ancora giovani che dicono ma qual è il mio orario di lavoro? Cioè che ragionano in maniera antica, No. cioè in cui ti stanno no. a controllare le 8 ore e non riescono a capire che dei giorni si può lavorarne 6, dei giorni 10 magari, no? No, i giovani come loro chiedono la flessibilità, chiedono lo smart working, questo diventa un elemento, noi stiamo vedendo, di scelta dell'azienda oppure no.
e se non mi dai la risposta che mi aspetto, eventualmente vado nella realtà, anche start-up, magari dove non ho magari una stabilizzazione del mio contratto. Ecco, passiamo il microfono a Silvia su questo tema dello smart working. Lo smart working è esploso durante il Covid, in cui a un certo punto qualcuno aveva immaginato che si potesse vivere come persone isolate da tutte le altre e in cui l'unico contatto era digitale. Come è finito per fortuna quel periodo, abbiamo trovato tutti i posti pieni, cioè tutti i luoghi di socialità di nuovo pieni. Si parlava con Bentivogli della differenza tra il significato di smart working e quello del lavoro da casa. Certo. Non è che a un certo punto c'è ancora qualche retaggio di quell'ubriacatura in cui si pensava che lavorare da casa, lavorare isolati, fosse una cosa positiva per le persone? Noi non siamo, come dire, cosa che diceva Aristotele, zoon politikon, Animali no? sociali. Cioè animali sociali, che abbiamo bisogno della socialità e il lavoro è uno dei grandi luoghi della socialità. Allora, io faccio prima appunto una brevissima parentesi metodologica. Quello che abbiamo vissuto nel 2020, per chi l'ha vissuto, circa 7 milioni di lavoratori in Italia su 23, quindi insomma un terzo, non è smart working. Non lo è tecnicamente, perché lo smart working è libertà e di organizzazione dei tempi e degli spazi del lavoro. Avevamo libertà di tempi e di spazi? 5 anni fa a quest'ora? No, eravamo tutti chiusi in casa, al limite potevi scegliere fra la cucina e il salotto, questa era proprio la libertà massima e il lavoro in quelle ore lì era, e se avevi un bambino in casa si doveva anche organizzare perché c'erano le scuole chiuse, quindi libertà non pervenuta nel periodo del Covid. Chiaramente, essendo stata una novità per così tante persone, tutte insieme, senza preparazione, senza formazione, senza cultura specifica legata al lavoro ibrido, perché lo smart working non ha nulla a che fare con la remotizzazione, e questo scusate ma lo devo sottolineare, ma ha a che fare con il raggiungimento degli obiettivi che passa da delega, responsabilizzazione e fiducia, quindi è un aspetto metodologico del lavoro, non è un aspetto di da dove lavori, perché per quello c'era l'istituto del telelavoro, che infatti è un'altra cosa ancora. Quindi fatta questa dovuta premessa su cui mi fervoro tutte le volte perché come dire, è veramente prendere come dire, lucciole per lanterne rispetto a questa cosa, che cosa è successo? Da un lato si è intravista la possibilità di organizzarsi in autonomia e di essere riconosciute come persone adulte, responsabilizzate e quindi che non hanno bisogno, citando il buon Marco Bentivogli, del cane pastore, di essere guardate a vista come delle pecore per realizzare le proprie attività. E questo credo che sia stato, come dire, una ventata di ossigeno pazzesca per tantissimi lavoratori che finalmente hanno detto ok, sì, se io devo fare sta roba qua, che io la faccia alle 5:30 o alle 6:30, a te importa fino a un certo punto. Dall'altra parte si è assistito a una desertificazione delle relazioni che si è fatta sentire, specialmente i ragazzi più giovani che già si erano laureati dal loro salotto, si sono trovati totalmente impreparati ad andare all'interno delle organizzazioni dove non c'era nessuno, quindi chiaramente hanno perso la grammatica delle relazioni, hanno perso, come dire, la capacità di relazionarsi con gli altri, che è tornata invece giustamente in auge. Ma volevo rispondere anche alla domanda precedente dando un là. Lei ha detto giustamente non c'è una risposta univoca, ma non c'è una risposta univoca anche perché tu non sei da solo a lavorare. Cioè, si chiamano organizzazioni perché mettono insieme più cose. E quindi io non è che posso lavorare, cioè come la persona che vende lo yogurt non può presentarsi al supermercato alle 2 di notte perché magari è anche aperto ma non c'è nessuno. Allo stesso modo deve esistere a vantaggio di tutti, cioè della singola persona, dell'organizzazione e del cliente finale, del team e del cliente finale, una qualche armonizzazione. Quindi io magari sono più mattutina e quindi magari comincio alle 8, ma l'altro non può cominciare alle 16, a meno che non siano piccole strutture, ma lì, come dire, c'è un'agilità organizzativa che non c'entra
con le aziende medie e soprattutto che non c'entra con le aziende di produzione che hanno dei cicli, cioè non è che puoi arrivare e dici "Beh, spengo il bottone", nel frattempo lo yogurt va male, no? Non so come, cioè ci sono delle costrizioni anche oggettive legate alla produzione. Quindi io sono assolutamente per la libertà organizzativa e per la responsabilizzazione del singolo. Al tempo stesso però tu non sei un libero professionista, tu sei una persona all'interno dell'azienda e conseguentemente devi essere disponibile a farti la riunione con lei alle 10:30 e non pretendere che te la metta a mezzanotte perché tu sei una civetta, invece io sono una allodola e mi sveglio alle 6. No, troviamo un punto comune e vediamoci a mezzogiorno, perché comunque di nuovo le aziende hanno delle necessità, come dire, molto pratiche di far succedere le cose e se tutti sono scordinati questa cosa non può accadere. Allora, 2 domande rapidissime per te e per la nostra Sonia, sì, scusa. Quando si fanno tanti eventi in un festival cioè. si comincia a perdere, come dire. Ecco. Prima di lasciare le domande a voi del pubblico, la prima delle 2, ve le faccio tutte e 2 insieme così ne ho più veloci, riguarda, noi abbiamo parlato delle aziende, vorrei spostare sul lato, come dire, dei giovani, perché questa cosa che segnalavo prima, di che solo 3 di questi 30 ragazzi a 17 anni hanno compiuto un'esperienza di lavoro, mi ricorda un po' quello che è successo con mia figlia, la quale non aveva nessunissima voglia di andare a lavorare ovviamente, però essendo io di vecchia generazione l'ho costretta, allora mi dice, beh no, se devo fare il lavoro voglio fare la commessa in un negozio di abbigliamento perché così vedo tutti i vestiti che mi piacciono, eccetera, eccetera. Va a lavorare, torna il primo sabato pomeriggio che ha fatto questa cosa e fa ho le gambe distrutte, perché a fare la commessa si sta in piedi tutto il giorno. Quanto importante è fare esperienze di lavoro già dai 15-16 anni per essere in grado di capire che cos'è il lavoro? Perché a me è capitato di trovarmi di fronte a dei ragazzi che sono arrivati a 25 anni senza mai aver fatto la minima esperienza di lavoro, dicendomi, ma io mi sono concentrato a studiare. E dico sì, il lavoro è una cosa un po' diversa dallo studio. Adesso devi cominciare dai livelli più bassi, perché se non fai determinati tipi di esperienza dove vuoi andare, insomma. Ecco, e quindi la prima domanda è quanto forse bisogna cambiare anche il sistema educativo e insegnare ai ragazzi fin da giovani che il lavoro è un'esperienza che possono fare, che peraltro gli porta dei soldi in tasca, si divertono e così via. La seconda domanda è il sindacato. Noi parliamo di lavoro. Una volta il sindacato era la struttura associativa che difendeva i lavoratori e li aiutava a emanciparsi, a evolversi. L'altra grande novità di quest'epoca è che il sindacato nei fatti non esiste più, cioè non esiste più un organismo collettivo dei lavoratori che li aiuta a crescere. Come dovrebbe diventare il sindacato per essere in grado di poter rappresentare i giovani? Okay. Domandine, sì. Allora, per quanto riguarda la prima, io non ho dubbi, cioè credo che a fare delle esperienze di lavoro sia totalmente complementare e addirittura arricchente rispetto al tuo percorso di formazione. Quindi io credo che la priorità vada data allo studio, alla cultura e alla possibilità di approfondire, ma che questa cosa non tolga che tu hai la possibilità di fare le stesse cose anche in una dimensione professionale piccola, che può essere andare a fare il gelataio i 3 mesi d'estate durante il liceo, che può essere andare a fare la commessa il weekend, ma dà un valore pazzesco ed è importante farlo presto perché ti insegna a relazionarti con gli altri. Quindi cioè, la legge che ha fatto l'Emilia Romagna per permettere ai ragazzi di 16 anni di andare a lavorare in estate è una cosa positiva? Per me sì, per me assolutamente, ma anche perché, tornando al discorso di qui sopra, vi permette di capire che cosa vi piace e che cosa non vi piace, perché sono appunto arrivate a 25 anni freschissimi del triplo master
e poi vi rendete conto che magari non era neanche quella la vostra strada, e ne ho visti tanti. Quindi vi permette di capire man mano, detto che la priorità a mio avviso rimane lo studio, ma quello è una forma diversa di conoscenza del mondo che è altrettanto importante a più piccole dosi. E quindi questa è la mia risposta flash, visto che ce ne sono due. Poi... Sì, sindacato, vai. Sindacato. Allora, il tema è che il sindacato, io che ho, come dire, almeno 20-25 anni più di loro, a mia volta non ho incrociato un sindacalista nella mia vita, mai, cioè se non diciamo in altri contesti, ma nei miei lavori, nelle mie mansioni, non ho mai incrociato un sindacalista e nessuno che, eppure voglio dire, era appena uscita la legge Biagi, che all'epoca, insomma, storture di vario tipo, contratti a progetto che non erano contratti a progetto, insomma, primi anni 2000 sono stati divertenti da altri punti di vista, diciamo. Io per primo non l'ho conosciuto, a maggior ragione questa generazione, proprio non pervenuto. Quindi il tema del sindacato è che ha una base completamente scollata dalla realtà, difende degli interessi che non sono quelli né dei giovani, ma neanche dei meno giovani, mi metto dentro anch'io, e quindi probabilmente potrebbe farlo laddove decidesse davvero di cambiare natura, soprattutto andando anche a individuare i nuovi lavori, perché appunto abbiamo citato 1000 volte Marco stamattina, metalmeccanici continueranno ad esserci, ma non sono più, cioè adesso comunque ci dobbiamo come dire, orientare anche per avere una competitività di un certo tipo rispetto ai lavori della conoscenza, e i lavori della conoscenza sono invisibili rispetto al sindacato. Sonia? Allora, dunque, la prima domanda, sono completamente d'accordo sulle esperienze lavorative che non devono però togliervi l'energia e la focalizzazione se il vostro obiettivo è la laurea, è lo studio, però sono assolutamente cruciali. Noi valutiamo anche le esperienze di terzo settore, di volontariato. Quindi anche perché ti permettono di tirarti fuori dal guscio, no, della tua cameretta della biblioteca dove studi e relazionarti e sperimentare il mondo, ok? Perché le aziende hanno bisogno di questo, non di teoria, di pratica, ok? Quindi assolutamente a favore di tutte le normative che vanno incontro anche a questo in maniera stagionale, eccetera. Per quanto riguarda il sindacato, invece, io ho una esperienza positiva, ma ho messo il sindacato alle strette 15 anni fa, nel senso che volendo implementare un welfare, quindi delle politiche a supporto della maternità e della paternità, avendo il 50% della popolazione femminile, quindi io lo facevo per un interesse di produttività, ho chiesto al sindacato: queste politiche le faccio io e le calo io come azienda o volete aiutarmi a fare un percorso, a identificare le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici? E la risposta è stata: no, facciamolo assieme. Allora, secondo me il sindacato deve evolvere su un modello non conflittuale, ma di partecipazione, lasciami dire, responsabile, ok? Perché se l'azienda va bene alle persone, va bene al sindacato che fa iscritti, cioè va bene a tutti, quindi c'è un obiettivo comune. Quando c'è l'obiettivo comune non si confligge, ragazzi, se no non raggiungiamo l'obiettivo. In questo noi abbiamo fatto un percorso bello, ti dico, per la presenza di rappresentanti sindacali femminili che sapevano esattamente cosa stava implementando l'azienda, che hanno contribuito e che hanno trascinato il sindacato esterno in questo. Per cui io sono d'accordo su quello che avete detto, vedo un modello positivo se evolve nella partecipazione. Bene, allora, via con le domande. Non fatevi problemi, qualsiasi, la prima che vi viene in mente, perché quella che vi sembra anche stupida in realtà scoprirete che dà spunti di riflessione. Chi alza la mano per prima? Ecco qua. Allora, anzitutto ho ascoltato con piacere appunto questo convegno e concordo pienamente su quello che è stato detto, ma la mia domanda è questa. Allora, da un lato è vero che diciamo la visione
del lavoro rispetto alle aspettative e alle evoluzioni dei giovani e a come si sta evolvendo con le nuove generazioni, eccetera. Il lavoro sta cambiando, ma la domanda è questa: come si concilia questo, ed è possibile calare la soddisfazione di queste aspettative se le aziende non cambiano anche la loro cultura in termini di assetti organizzativi? Cioè, quando si parla di organizzazione, vai soprattutto nella piccola impresa qua del nord-est, c'è l'organigramma, c'è le funzioni, le mansioni, c'è la divisione del lavoro, criteri comando e controllo, eccetera, eccetera. Mentre in realtà abbiamo detto che invece si va verso un modello dove richiede flessibilità, richiede responsabilizzazione, richiede la volontà di far crescere le persone e non dirgli ti comando di fare questo e poi ti controllo se l'hai fatto. Ecco, volevo capire questa chiusura perché credo sia un tema cruciale soprattutto per le nostre aziende. No, ha ragione, il tema è cruciale ed è assolutamente una domanda puntualissima. Le do, diciamo, due spunti. Il primo è, da un lato, che non è che allora ci sono delle aspettative, allora vanno necessariamente colte in maniera supina e passiva rispetto a tutto, no? Perché mi sono capitate delle richieste quantomeno particolari, diciamo, nel corso degli anni, di persone che volevano stare a casa letteralmente perché gli era morto il gatto, e tu dici sì, ok, va bene, però come dire, e non è una battuta, quindi è chiaro che ci si deve venire incontro. Dall'altra parte però c'è un tema di convenienza, cioè quel modello lì, cioè, se io fossi un imprenditore o comunque nella mia funzione manageriale mi pongo dalla parte dell'azienda perché ne faccio i suoi interessi, che cosa mi serve? Se penso a che cosa mi serve, nel mio caso, ma mi sento di dire nella maggior parte dei casi, servono le persone giuste al posto giusto, possibilmente le persone con le migliori competenze. Quelle persone con le migliori competenze hanno una cosa che altri non ne hanno, ovvero il potere negoziale. Se non gliela dai tu quella cosa, se ne andranno da un'altra parte. In più, queste generazioni hanno molte sfortune, perché oggettivamente questo periodo di questo secolo non è il periodo più disteso e sereno della storia, ma sono pochi, sono pochissimi. Quindi il potere demografico che ha questa coorte generazionale non ce l'ha nessuno, e non solo sono pochi e quindi hanno un potere negoziale di base, perché domanda e offerta si basa sulla quantità anche, no? Ma hanno anche un'enorme, ne abbiamo parlato anche in viaggio stamattina, altra facilità di spostamento. Quindi non mi soddisfi tu, ma io vado a Londra, ma io vado da un'altra parte. Quindi se io fossi un imprenditore o le dico come ragiono come manager, mi pongo il tema. Per me quella è una competenza critica, è una risorsa critica. Cosa mi costa? Mi faccio la domanda inversa: che cosa mi costa non dare quella cosa? Noi siamo l'unica società di consulenza fra le Big Four a dare smart working 5 giorni su 5, cioè tu puoi scegliere in ottemperanza ai tuoi requisiti personali, di team e del cliente, come fare. Io demando a te e al tuo team l'organizzazione, vieni un giorno, vieni 5, a me interessa che tu arrivi con il risultato. Poi alla fine si sono tutti assestati fra i 2 e 3 giorni. Se non avessimo quella politica, io non riuscirei mai ad assumere 3.000 persone. Ce la farei mai, cioè proprio non posso dimettermi domani mattina, perché in mancanza di quel requisito... Scusa, ti faccio una battuta. Sì. Ma io non trovo le persone, per grazia di Dio c'è l'intelligenza artificiale e... A maggior ragione, perché se vogliamo persone che si comportino come macchine, allora usiamo le macchine. Ma se ti serve il senso critico della persona, se ti servono altri tipi di qualità eminentemente umane, allora ti serve la persona giusta, che a maggior ragione avrà ancora più potere negoziale. Ma quindi per questi ragazzi il tema non è lavorare, ma lavorare a un livello di qualificazione tale da non dover essere ma non solo per dalla questi ragazzi, fammi dire che è ancora più vero per noi più vecchietti. Altre domande? Eccola lì. Buongiorno intanto e complimenti per questa mattinata piena di spunti. Io mi occupo di formazione, nello specifico formazione a chi ha un contratto di apprendistato. Ok. Quindi una fascia che va dai 20 ai 57-58, perché abbiamo anche loro nelle nostre aule. Io mi trovo allora,
d'accordo che le esperienze lavorative sono importanti e soprattutto da giovani, però io mi trovo con ragazzi di 22-23 anni che hanno già 4-5 esperienze lavorative al loro attivo. Vanno da un posto all'altro. Io chiedo sempre se le esperienze che hanno fatto di lavoro sono attinenti agli studi compiuti, quasi mai, se sono coerenti tra di loro, nel senso ho solo cambiato azienda oppure ho proprio cambiato settore. 9 volte su 10 potremmo dire saltano di palo in frasca, cioè cambiano completamente, sono apertissimi, perlomeno per quello che io vedo di esperienza, sono aperti di mentalità, non hanno paura di spostarsi, ma attenzione, se noi diciamo dovete fare esperienza, dovete avere un titolo di studio, dovete essere specializzati e ci aspettiamo di avere come aziende il neolaureato, il 25enne che abbia tutto questo come background, e forse dobbiamo cambiare approccio come aziende, perché tutto questo o si è Superman o non si riesce ad averlo, quindi ci vuole forse un cambio a livello, non dico manageriale, ma proprio un cambio di mentalità delle generazioni più vecchie, e mi ci metto anch'io, perché è cambiato tutto, ma attenzione, perché la mentalità dei giovani o ci entriamo noi dentro, o io sono la generazione che potrebbe essere io potrei essere la loro mamma, perché ho 48 anni, faccio fatica alle volte a comprenderli, ma guardate che sono molto più scafati di quello che pensiamo. Su questo non ci piove. E infatti le aziende che poi hanno capito, come dire, rivedono un po' i propri criteri, nel senso che, diciamocela, posso metterti dentro, l'azienda ci prova sempre, perché l'azienda vorrebbe tantissimo la persona che mi assomiglia tanto, possibilmente che non solo abbia il master, ma che tifi la mia squadra e che possibilmente abbia fatto la mia stessa scuola, eccetera, eccetera. Ci prova sempre, perché c'è si chiama principio di omofilia, no? Nel senso che voglio il simile a me. E questo io lo ripeto, ho fatto 20 anni in società di selezione, sempre, cioè, non mi è mai capitato uno che mi dica no, ma ne voglio uno diverso, se magari, cioè te lo dicono ma poi non è vero. Quindi sicuramente, diciamo, la cosa che noto con piacere, e infatti io ho un grosso debito nei confronti di questa generazione e della pandemia, perché il combinato disposto dell'emergere di queste due cose negli ultimi 5 anni ha permesso un'accelerazione del cambiamento in azienda che non avevo visto nei 20 anni precedenti. Quindi io confido molto che questi terremoti e queste scosse continueranno ad esserci. Un'altra domanda, eccola là in fondo. Sì, buongiorno, io sono manager e docente, mi collego a quello che è stato appena detto. Si parla ovviamente delle giovani generazioni, ma ci dimentichiamo di quelli che sono over 50 all'interno delle aziende. Quindi mi chiedo, perché non li ho mai trovati, sistemi di welfare aziendale per chi ha più di 50 anni con i vari inquadramenti, cioè che possono essere insomma dall'inquadramento in produzione eccetera, fino a, quindi per tener conto di caregiver eccetera, fino a inquadramento manageriale. Cioè io over 55 che devono fare gli ultimi 10 anni ce li dimentichiamo, cioè lasciamo come aziende fuori tutto quello che è background, know-how, tutto quello che hanno ancora da dare tantissimo. Invece come aziende si è sempre alla ricerca del giovane preparato, quello migliore, le eccellenze da far crescere. Tutti gli altri, grazie. Allora, quando io ho cominciato all'inizio degli anni 2000, appunto mi occupavo di lavoro e mi contattò una persona che era il presidente di un'associazione che si chiamava Associazione Over 40. E all'epoca per me, l'Over 40, mi sembravano veramente dei vecchissimi, non lo dicevo. E poi man mano mi ci sono avvicinata e li ho superati i 40 e ho colto appunto quello che era stato la sua intuizione all'inizio degli anni 2000. Adesso devo dire che questo over 40 è diventato un over 50 perché si è allungata ovviamente la vita lavorativa e quello che non ho una risposta, nel senso che è palese che c'è questo problema, però, e anche di questo abbiamo parlato stamani, vedo anche che cominciano ad esserci riflessioni più forti rispetto alla cosiddetto aging population, silver economy, a tutti i modi molto blandi di dire abbiamo una popolazione, specialmente in Italia, perché in Italia ha il tasso, come dire, di invecchiamento rispetto al periodo di produttività personale più alto del mondo, sta cominciando a diventare un tema questo evidentemente, e quindi ne sento molto più parlare di quanto non ne sentissi parlare prima.
E il tema è che, di nuovo, l'azienda singola non farà mai il passo. Bisogna che siano introdotte delle norme, a meno che di essere super, come dire, di avere il giusto interlocutore interno, di avere i giusti sindacati interni, cioè si deve verificare una configurazione secondo me molto felice, che raramente avviene, mentre secondo me davvero la politica e le parti sociali potrebbero avere un ruolo infinitamente più incisivo dal suo punto di vista, perché così come per le quote puoi, come dire, andare a direzionare alcune cose che vanno sanate. Senti Silvia, se mi permetti vorrei chiedere, ecco, tu hai fatto anche un'esperienza lavorativa, eri una di quelle che, se portate il microfono qua gentilmente, fai la domanda, però volevo anche chiederti che esperienza lavorativa hai fatto, come ti sei trovata e cosa ne pensi. Allora, io lavoro da quando ho fatto 16 anni in una pizzeria e principalmente faccio la cameriera, e diciamo che ho iniziato a interessarmi di trovare un lavoro dopo un'altra esperienza che è stata in Germania, dove ci vive mio fratello, e ho conosciuto tante persone della mia età che avevano già un anno alle spalle di lavoro. C'è da dire che è molto più tutelato, vengono molto più aiutati, hanno uno stipendio fisso molto più alto, lavorano meno ore, però mi ha fatto venire in mente di poter fare la stessa cosa qua e mi trovo bene, nel senso che le ore sono giuste, non sono troppe, sono molto flessibili, E ti diverti a fare quel lavoro? No, mi stanco. Non è il lavoro che spero di fare da grande, perché comunque fisicamente mi stanco molto, in più sono da sola a farlo, non è quello a cui ambisco, però farlo mi ha fatto capire questo, insomma, mi ha fatto capire anche il valore dei soldi, mi ha fatto capire anche il valore di impegnarsi in più di una cosa, rispetto a prima magari era solo la scuola, adesso organizzare scuola, lavoro, uscite, tempo libero, insomma ci devi stare dietro, se no non ce la fai, e questo. Quindi ormai sono quasi 2 anni che lavoro. Bene, vuoi fare anche una domanda? Sì, allora, come mai e perché si tende sempre a non dare l'opportunità ai giovani di avere un ruolo in azienda, soprattutto di spicco già quasi dall'inizio, anche magari a persone che hanno già avuto diverse esperienze o che comunque hanno già provato di essere all'altezza, si tende sempre a darlo a persone un po' più avanti con l'età o comunque già nel giro. Ok, allora innanzitutto, vabbè, non serve che te lo dica io, però brava, perché comunque non è banale quello che stai facendo e ti servirà, quindi è faticoso immagino, però insomma sicuramente ti tornerà super utile. E allora, anche qua come sempre non bisogna generalizzare, ma è vero che sono molto poche le aziende che danno spazio ai giovani, però ci sono, esistono e come dire, si possono anche individuare, non dico con facilità, però ce ne sono e quindi insomma cercatele perché ci sono. Dopodiché sul perché non succeda questo, il signore che ha fatto la domanda prima non c'è più, però in realtà lui parlava appunto della cultura, come dire, dei manager precedenti, no? Di fatto dare la possibilità a un giovane di esprimersi è una cessione di potere. La cessione di potere spesso non ci si rende conto che in realtà è un investimento, cioè io ho un team fatto di persone tutte nate tra 99, 2000, 2001 e faccio guidare loro perché so perfettamente, io mi occupo appunto di tutti i canali social dell'azienda eccetera, è fondamentale per me che lo vedano dalla loro prospettiva perché sono loro i destinatari, non sono io non ho la più pallida idea di che cosa vada, di qual è il trend, di qual è il filtro, di qual è cioè mi parlano di cose e io li guardo ammirata perché non ho idea di quello che mi stanno dicendo, ma sono tutte cose interessanti e danno il valore aggiunto nella misura in cui lo vivono. Quindi diciamo, il trade-off che si deve un po' trovare è da un lato capire qual è il lo sfiato giusto per farti esprimere,
perché chiaramente non ti posso mettere a capo di un'azienda a 28 anni, oppure non ti posso dare determinate responsabilità, ma anche per il tuo bene. Dall'altra parte le aziende che lo fanno, e penso che da questa parte del tavolo siamo molto fortunate da questo punto di vista, ne rivedono i ritorni sugli investimenti immediatamente, cioè comunque valorizzare le persone di ogni età, ma particolarmente quelle che appunto arrivano con idee più fresche e più nuove e non sono condizionate dal si è sempre fatto così, ti portano un valore in casa inestimabile. Non sono tante, specialmente nelle piccole aziende magari più padronali, è più facile che, come dire, ci sia una voce più tonante delle altre. Ecco, c'erano altre domande, però purtroppo il tempo è scaduto, però una cosa bella dei festival è che i nostri protagonisti si fermano qua o qui fuori a chiacchierare con voi, a discutere finché ne avete voglia. Se qualcuno peraltro vuol farsi autografare il libro, i libri, il libro di Silvia Zanella è lì disponibile per voi. Se posso dare un consiglio, leggetelo, perché su questi temi non ce ne sono tanti di belli e interessanti così. Grazie a tutti, grazie a Sonia. Grazie a Sonia. Grazie.